Bene, eccoci insieme anche oggi. Devo dire che in queste settimane parlare di tema d'attualità, quando si parla di difesa del territorio, difesa idraulica del territorio, è veramente pleonastico, è un tema di costante attualità e abbiamo l'impressione che lo rimanga ancora perlomeno per le settimane invernali. Ne parliamo questa volta con Andrea Crestani, che è il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, associazione a cui fanno riferimento i 10 consorzi di bonifica che operano nel Veneto. Il perché della sua presenza afferisce ad un'iniziativa che è stata svolta dall'Unione Veneta Bonifica qualche giorno fa a San Giorgio delle Pertiche nel Padovano, che era intitolata "Il territorio al centro di un nuovo modello di sviluppo". Gli argomenti sono stati molti, ad iniziare dall'analisi di quello che è successo nella recente crisi alluvionale dei giorni attorno al 10 di novembre, ma sono state anche date 7 regole, tra virgolette, d'oro, insomma, per la manutenzione del territorio. Partiamo da là, perché sono 7 regole molto semplici, ma che servono anche a disegnare quanto ci siamo dimenticati di elementi basilari per una corretta manutenzione. Sì, noi abbiamo presentato questo nuovo progetto perché siamo ben coscienti che parlare di difesa idraulica, parlare di territorio oggi non vuol dire solo parlare di grandi opere e di grandi piani, che sono sì necessari, oramai anche in emergenza e quindi dovrebbero essere già stati realizzati, però c'è bisogno di far comprendere alla cittadinanza, alle popolazioni, che vivere in un territorio fragile come quello che è il nostro Veneto, ma non solo, c'è bisogno di una partecipazione di tutti, soprattutto perché le grandi opere non risolveranno i problemi degli allagamenti, probabilmente mitigheranno le alluvioni, renderanno i fiumi più sicuri, creeranno sicuramente più sicurezza idraulica, ma non certamente metteranno in sicurezza un nostro territorio. Perché diciamo questo? Perché il territorio non è stato accompagnato nel suo sviluppo come modello di sviluppo, e quindi vuol dire l'urbanizzazione in modo particolare e le infrastrutture che abbiamo costruito lo hanno segnato profondamente, non è stato accompagnato a questo sviluppo, ad una reale messa in sicurezza di questo. E ad oggi quindi noi diciamo, se alle grandi opere non accompagniamo un grande piano fatto di micro interventi, di piccole situazioni, di una nuova cultura nel gestire il territorio, probabilmente assisteremo a grandi opere realizzate, ma una percezione del cittadino ancora molto distante da quello che è la sicurezza idraulica che vorrebbe. Allora ecco le nuove regole, ecco queste 7 regole che noi abbiamo messo insieme per cominciare un'azione di cambiamento di cultura, dove la sicurezza idraulica deve partire anche dal basso, deve partire anche dalle aree private, deve partire anche dai luoghi dove uno vive, una cultura dove il cittadino prende parte a questo grande progetto di ridisegno del territorio, perché noi lo chiamiamo così, o di riprogettazione di un territorio, con le proprie disponibilità e le proprie capacità. Allora cominciamo ad analizzare queste regole. Allora, la prima l'abbiamo denominata fermare l'urbanizzazione non governata, quindi non diciamo no all'urbanizzazione, è un modello di sviluppo che ha comunque pagato nella crescita economica del nord-est. Sicuramente oggi l'attenzione attorno all'edificazione è molto alta, tutti dicono non bisogna più costruire, eventualmente bisogna recuperare ciò che c'è, comunque noi diciamo fermiamo l'urbanizzazione, quella non governata, cioè quella dove le regole dell'invarianza idraulica, le regole del rispetto del territorio non sono state a pieno rispettate. Cioè va anche ricordato a proposito che proprio la Regione Veneto si era fatta promotrice insieme alla Regione Puglia di una moratoria di 3 anni sul consumo del suolo. È stata poi bocciata a livello nazionale, però ci ha provato. Sì, forse le tensioni sono sempre forti quando si parla di questo, perché purtroppo attorno all'urbanizzazione, attorno alle costruzioni ci gira sicuramente un mondo e un business sicuramente interessante, però dobbiamo anche capire che ciò che abbiamo costruito, e noi molto spesso presentiamo delle fotografie del Veneto visto dall'alto, perché uno deve prendere coscienza che l'area del nord-est è un'area praticamente interamente cementificata, interamente abitata, dove abbiamo costruito una grande città diffusa
dove tutto ciò che esisteva nelle campagne, quindi reticoli idraulici soprattutto, oggi sono stati messi e compromessi notevolmente. Lei ha parlato di invarianza idraulica, possiamo spiegare cos'è? Ecco, la seconda regola, e quindi entro in questo concetto, abbiamo detto rispetto assoluto dei pareri di compatibilità idraulica nelle nuove costruzioni. Cioè, la Regione Veneto ha una legge che oramai ha più di 10 anni, forse una tra le uniche in Italia, che impone l'invarianza idraulica nelle nuove insediamenti o costruzioni. Cioè vuol dire che l'impatto del cemento in un'area agricola che passa da agricola ad urbanizzata deve essere uguale dal punto di vista idraulico, quindi l'acqua che piove e che penetra nel terreno deve avere lo stesso impatto. Quindi tecnicamente dovrei, se cementifico un'area di 100-200 metri che è dovuta al tetto della mia casa, creare delle opere compensative o private in area o comunque nell'ambiente dell'area residenziale che si è costruita, 20, 30, 40 abitazioni, che possa contenere quelle acque affinché possano defluire con gli stessi tempi che aveva se defluiva all'interno di un terreno libero, quindi verde, agricolo. Quindi è una roba molto semplice da percepire, però in realtà nessuno l'ha rispettata, seppur i consorzi hanno emesso in tutte le progettazioni e i piani regolatori dei comuni i pareri idraulici rispetto proprio a questi insediamenti. Ecco, vale la pena di ricordare quante volte i consorzi di bonifica sono dovuti intervenire per sanare situazioni di aree industriali o centri commerciali in cui il problema dello sgrondo delle acque era stato assolutamente sottovalutato e poi alla prima pioggia si allagava tutto. Certamente, perché effettivamente se noi avessimo costruito rispettando l'invarianza idraulica, tutto il problema degli allagamenti nelle aree urbane sarebbe sicuramente limitato, non dico risolto, perché poi c'è l'altro problema delle fognature, che non è un problema di cui ce ne occupiamo noi, ma è il vero problema oggi delle aree urbane, cioè lo scolo delle acque meteoriche, però in realtà sarebbe un territorio molto più sicuro dal punto di vista idraulico, o meglio, percepito sicuro perché il cittadino, al di là dell'alluvione, al di là dell'allagamento, al di là del grande fiume, si arrabbia molto quando ad ogni pioggia lo scantinato gli va sotto acqua, perché scoppia la fognatura o perché la strada non riesce a far defluire, perché non trova più nessuno spazio, le acque da qualche parte. Anche il caso però in questa occasione ricordare che chi abita in via Palù, via Bassi, via Quette, insomma qualche sospetto cominci ad averlo e quindi magari nello scantinato non mettate le cose particolarmente preziose. Prego. La terza regola, proprio legata al fatto che le aree più deboli, più fragili, i punti di debolezza più forti in questa micro sicurezza idraulica sono le aree private, quindi aree private o comunali all'interno degli insediamenti abitativi. La terza regola per noi diventa importantissima perché è quella che abbiamo iniziato già da quest'anno a metterla in pratica anche come proprio mondo consortile e anche a livello nazionale, è perseguire accordi e convenzioni con i comuni, cioè con gli enti locali, anche e attraverso eventualmente superamento del patto di stabilità per reperire le risorse necessarie a fare gli interventi all'interno delle aree urbane. Questo lo riteniamo un punto strategico perché primo per il rapporto con gli enti locali, perché sono gli enti che hanno oggi la maggior responsabilità nel governo del territorio del comune da un punto di vista idraulico, soprattutto per le aree private o le aree comunali stesse. Superare il patto di stabilità noi continuiamo a ribadirlo, ormai è uno slogan che anche a livello nazionale lo portiamo avanti con forza perché molto spesso vediamo che gli accordi o le semplici convenzioni che noi andiamo a realizzare con i comuni, molto spesso in cofinanziamento, anche a volte per qualche centinaio di migliaia di euro, i comuni alzano le mani e dicono noi non ce la facciamo, abbiamo tutto vincolato. E questo è un elemento veramente importante. Quindi individuare la salvaguardia dell'idrogeologica come un elemento economico di sviluppo tale da poter superare il patto di stabilità. Certo, se mettiamo il territorio e quindi la sua sicurezza al centro di un modello di sviluppo è inevitabile che le risorse non devono avere delle priorità e questo soprattutto negli enti locali i patti di stabilità li vincolano. È inevitabile che nel momento in cui si fa una riflessione del genere scatta anche il meccanismo, ma allora i mezzi, ma allora il trasporto, ma allora il sociale, ma allora tantissime altre cose hanno priorità, è inevitabile. Però assistiamo oggi veramente a
scaletta di priorità dove il cittadino mette proprio la sicurezza idraulica, la sicurezza del proprio ambiente dove vive come primo elemento. Certo. E questo deve far pensare anche agli amministratori, appunto, ecco. Abbiamo un minuto, però almeno citiamo gli altri 2 o 3 capitoli che mancano. Abbiamo detto il quarto punto, ricreiamo l'invarianza idraulica nelle aree già edificate, quindi andiamo a vedere dove ci sono i punti di debolezza e andiamo a rimettere a posto pian piano con dei piani pluriennali magari, ma cominciamo a operare nelle micro aree comunali, private come diciamo i comunali, sull'invarianza idraulica. La quinta è recuperare gli scoli nelle aree residenziali. Canali, canalette, le piste ciclabili che ci hanno chiuso tutti i fossi lungo le strade, recuperare tutti quei micro reticoli che sono privati, dove la cultura però del territorio deve passare anche da chi ci vive, che molto spesso non se ne rende conto che un canale vicino alla sua casa o all'interno di una lottizzazione non c'è più perché è stato chiuso, lì serviva perché faceva defluire le acque. L'ultima, la sesta, scusate, è recuperare la capacità di invaso anche nelle aree agricole, quindi migliorare le trincee dei canali, delle canalette nelle aree agricole per avere più invasi complessivi. E l'ultima, estendere a tutti i comuni del Veneto uno strumento che la provincia di Venezia ha messo nei piani territoriali di coordinamento, che sono i piani delle acque. Strumento essenziale perché dà la possibilità di monitorare il territorio, evidenziare i punti di debolezza, di fragilità e assieme ai consorzi di bonifica intervenire pian piano a risolverli. Grazie ad Andrea Crestani che è il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Naturalmente queste sono 7 regole di buon senso, oltre a questi ci servono gli investimenti per poter migliorare la rete idraulica, ma nel frattempo che si aspettano i quattrini, insomma almeno gestire in maniera più corretta e più consona l'ambiente nel quale viviamo. Grazie, a voi alla prossima.